Dunque, in questa parte, come anticipato, torniamo a parlare di Venezia dopo un weekend di ressa moderata, ma insomma che ci ha ricordato un po' i vecchi tempi con l'inizio del carnevale. C'è un altro grandissimo tema che è quello delle crociere. Voglio salutare e ringraziare Vladimiro Tommasini e Antonio Velleca, portabagagli del porto di Venezia 1937 e la società per la quale lavorano. Buonasera, bentrovati, grazie per essere con noi. C'è con noi anche Ilaria Marchiori, giornalista del gruppo Media Nord-Est della redazione di Venezia. Ciao Ilaria. Buonasera Ferdinando, buonasera Velleca e Tommasini, i nostri telespettatori. Anche perché proprio nei giorni scorsi hanno lanciato un nuovo allarme, noi titoliamo "È tutto fermo", è proprio così. Ilaria, dovessimo spiegare a chi ci segue da casa, dai tempi del decreto Clini-Passera, che cosa è successo con le novità dell'agosto scorso e qual è la situazione attuale a Venezia. Prego. La situazione attuale a Venezia è che effettivamente al momento il mondo della crocieristica è praticamente avvolto nella nebbia, perché ad oggi, come poi confermeranno anche Tommasini e Velleca, che continuano a lanciare molti appelli ma soprattutto un allarme, manca un cronoprogramma fondamentalmente, un cronoprogramma certo per gli approdi temporanei. Non c'è ancora una presunta data di conclusione poi degli interventi sulle banchine, perché sappiamo che dalla scorsa estate le navi non possono più approdare nella zona di bacino San Marco dopo tutte le battaglie che sono state fatte, ma non ci sono ancora novità per quanto riguardano poi gli approdi per così dire esterni, proprio per farci capire dai nostri telespettatori, e appunto gli interventi sulle banchine. Dicevamo, non c'è un cronoprogramma, siamo a metà febbraio. Da marzo solitamente la stagione crocieristica era pronta a ripartire, eppure ancora nulla. È proprio da qui che partono gli appelli di chi lavora nel settore della crocieristica, anche se è arrivata una notizia proprio poche ore fa, è di oggi, una notizia che è stata confermata anche dall'autorità portuale di Venezia, che tornano a crescere i traffici nei porti di Venezia e Chioggia. Nel 2021 il porto di Venezia ha fatto sapere proprio l'autorità portuale, dati alla mano, 24 milioni e 204 mila tonnellate, segnando un più 7,9% di volumi totali rispetto al 2020. Questo dovrebbe far pensare anche a una ripresa della crocieristica. Eppure, se così fosse, in realtà dovrebbe già essere tutto programmato, comprese anche le prenotazioni turistiche. Ora, è giusto che noi lasciamo la parola al presidente Tommasini e poi ad Antonio Velleca, proprio perché ci spieghino che cosa in realtà stia succedendo. Ecco, Tommasini cosa dice? Cioè, le crociere arrivano o sono col contagocce? Diciamo che rispetto al passato le crociere sono col contagocce, perché non abbiamo gli ormeggi dedicati alle navi da crociera. Al momento sappiamo che ci saranno 2 ormeggi, ma ancora è tutto quanto da definire, tutti quanti gli approdi che potranno esserci su questi terminal. Ricordiamo che sono terminal commerciali rivisitati a terminal per navi da crociera. Di conseguenza c'è un'incertezza sulla programmazione degli ormeggi. I lavori che dovevano partire a novembre sono stati posticipati a fine dicembre e di conseguenza l'autorità portuale posticipa di settimana in settimana la disponibilità degli ormeggi per le navi da crociera, e questo mette in grossa difficoltà Venezia Terminal Passeggeri per la pubblicazione del calendario, che è quello che determina dopo tutta una serie di attività come assunzioni, come disponibilità del personale per poter far fronte ai servizi che richiedono la crociera. Ricordiamo che noi veniamo da 2 anni di inattività e la nostra cooperativa, come altre attività del ramo crocieristico, sono totalmente ferme e non possiamo mettere in piedi tutto quello che serve, personali, mezzi, nel giro di 15-20 giorni, perché al momento non si sa ancora quando ripartirà la stagione crocieristica. Mi faccia capire una cosa. Allora, le crociere poi in particolar modo hanno una programmazione pluriennale, cioè
oggi si studia quello che si farà fra almeno 2 o 3 anni, se non 5, di solito è così. Immaginate cosa vuol dire programmare in un periodo come quello degli ultimi 2 anni, tant'è che molte società ne approfittano per il refitting, cioè la risistemazione delle navi, delle grandi navi bianche, cioè sono negli arsenali per un aggiornamento, una sistemazione. Però quello che era programmato c'è, nel senso, prima soluzione, c'è ma va altrove, oppure non c'è perché le prenotazioni sono calate e quindi le navi sono ferme? Cioè quelle che dovevano essere destinate a Venezia, qualsiasi sia l'approdo, dove vanno? No, diciamo che già le navi già nel 2021 si sono riposizionate su Ravenna, Monfalcone e Trieste, esatto, principalmente, e questo esatto, ha portato il lavoro dal 1° agosto in poi. Ma quello che è più grave è che noi dal decreto legge dovevamo riprendere col 2022 con 3 ormeggi e non abbiamo ancora la certezza di 3 ormeggi, perché i lavori di ripristino delle banchine per le navi da crociera sono ancora totalmente in alto mare, non si sa quando finiranno. Beh, e questo vorranno, Tomasini, mica ci vogliono 15 giorni per ultimarli, immagino, no? No, infatti è quello il problema, è che dovevano essere pronti per i primi di aprile, adesso si parla di fine maggio. Fusina, che era un termine che doveva essere messo a disposizione per le navi medio-piccole, non è ancora disponibile perché la Capitaneria di Porto sembrerebbe deve ancora dare tutte le autorizzazioni che servono per poter attraccare le navi. Figuriamoci. Velleca, cosa vuole aggiungere? Aggiungere che il decreto è stato assolutamente un decreto omicida. In un giorno, con un Consiglio dei Ministri del 12 luglio, si è azzerato un settore che comunque già arrivava da 1 anno e mezzo di fermo per il Covid. Noi il 5 giugno 2021 stavamo riprendendo l'attività, per cui eravamo pronti come impresa, come lavoratori, ma come tutto l'indotto, a superare la crisi del mercato data del Covid. Il decreto sostanzialmente ha azzerato l'industria crocieristica a Venezia, ha rimesso a casa lavoratori dopo 1 anno e mezzo che erano fermi, ed è stato un dramma incredibile. Un decreto che tra l'altro ci ha sostanzialmente preso in giro imprese e lavoratori, perché si parlava di un indennizzo per le imprese per la chiusura della crocieristica del 2021, indennizzi che devono ancora arrivare e che ci risulta essere ancora fermi al vaglio della Commissione Europea per la concorrenza, in quanto riconosciuti come aiuti di Stato ad imprese in crisi. Ma noi non eravamo un'impresa in crisi ci ha messo lo Stato. Certo. Senti, chi è che mi risponde, Velleca o Tomasini? Poi torniamo a Ilaria. Di quanti posti di lavoro a rischio parliamo? Ma in questo momento nella cooperativa sono 37 le persone attualmente occupate nella cooperativa, però sappiamo bene che l'indotto della crocieristica è di qualche migliaio di lavoratori, perché oltre a noi e ai ragazzi del Terminal Crociere c'è una galassia di attività complementari all'attività dell'arrivo delle navi da crociera a Venezia molto importante. Noi come Comitato Venezia Lavora avevamo considerato 18 categorie di lavoratori coinvolte nel settore della crocieristica a Venezia. Tomasini, prego. No, e soprattutto noi chiediamo in questo momento di tornare a lavorare. Devono darci la certezza che ci avevano promesso la politica quando ha fatto il decreto legge, dicendo che era urgente sia per la salvaguardia di Venezia ma anche per il lavoro. Ma per il lavoro di urgente non c'è stato niente, perché di fatto da quando è uscito il decreto legge noi siamo stati abbandonati, non abbiamo avuto nessun indennizzo per quanto riguarda la stagione 2021, ma non avremo sicuramente neanche gli indennizzi per il 2022, calcolando che noi, vorrei ricordare, alla Marittima avevamo 9 approdi tra Marittima e San Basilio, certo, e di conseguenza 2 approdi e forse 3 in prestito solo il sabato e la domenica. Capisce che la nostra attività per i prossimi anni è stata totalmente distrutta. Ecco, è incredibile, no, Ilaria, perché forse molti si sono persi, per quello io ti chiedevo all'inizio di fare una sorta di cronistoria rapida degli ultimi eventi, perché forse speriamo che si sia ripreso, no? Invece questa è la situazione e forse è una decisione che poi per inerzia sta andando a spegnere questo mondo
qua, cioè a Venezia, questa fonte di ricchezza, no? Vai Ilaria. Sì, quello che su cui io vorrei porre soprattutto l'attenzione è che sono già mesi e mesi che i lavoratori del settore della crocieristica stanno lanciando appelli al governo. C'è stato un presidio manifestazione organizzato la scorsa estate. Ci siamo visti dopo qualche mese per una conferenza in cui si lanciava un forte allarme, un forte messaggio al governo, gli si chiedeva fate qualcosa perché vorremmo poter ripartire perlomeno nel 2022. Adesso ci troviamo qui nella stessa situazione, il che significa che gli appelli che sono arrivati dal mondo della crocieristica, ma non solo, anche dal mondo politico locale che ci ha messo la faccia proprio per difendere il settore, non sono stati minimamente ascoltati. Allora io voglio chiedere, alla luce di questo, voi che cosa vi sentite di dire al governo e poi come commentate la notizia di oggi che è arrivata dall'autorità portuale che parla di una ripresa del settore della crocieristica? Come? Certo, Tomasini, prego. Ma diciamo, se si considera il 2020, per forza abbiamo avuto una ventina di approdi in tutta la stagione, per forza c'è una ripresa, ma se si riconsidera rispetto al 2019, dove il terminal crociere faceva 1.650.000 passeggeri, capisce che la ripresa è un rimbalzo di proporzioni minime rispetto al 2021, ma no rispetto alla normalità che avranno tutti gli altri porti, tranne quello di Venezia. Perché voglio ricordare che le crociere poi vanno a supportare una serie di servizi, perché la mancanza delle navi da crociera danno a rincalare tutti i servizi tecnico-nautici. Dunque la catena, il porto crociere era da volano per tutta una serie di servizi e questo creerà problemi, ma mi preme ricordare che il governo ha chiuso uno dei primi terminal crocieristici d'Europa, perché noi eravamo alla pari di Barcellona, cioè eravamo un'eccellenza, perché eravamo tra i primi porti in Europa e di conseguenza non è che si è chiuso un porto qualsiasi, ma un porto che faceva di riferimento per tutto quanto il Veneto, perché noi con gli approdi a Venezia davamo lavoro alla città storica, ma tutto l'entroterra veneziano. Cioè Velleca di solito diciamo, non solo si naviga a vista insomma, in questo caso, ma davvero è burrasca proprio, non c'è un orizzonte, mi sembra di capire. Prego Velleca. No, non c'è assolutamente un orizzonte. Per aggiungere qualcosa a quello che ha detto Tomasini adesso, quello che ci sentiamo di dire è: ci chiediamo se veramente chi è stato l'artefice del decreto legge, questo folle decreto legge di luglio 2021, sia a conoscenza della situazione attuale. Io ricordo bene quel giorno, era il 12 luglio, quando i sottotitoli dei telegiornali dicevano sostanzialmente crociere spostate a Marghera, per cui sembrava che da un giorno all'altro, già ad agosto, ci fosse una continuità della crocieristica a Venezia, semplicemente spostando le navi a Marghera. Sapevamo che non era cosa facile. Cioè Velleca, lo spieghiamo, cioè appunto dopo il Clinipass era passati tutti questi anni, quelle immagini che di fatto state vedendo non sono più l'attualità, cioè quel passaggio, quel transito che facevano le grandi navi non si può più all'improvviso, prima era sotto una certa tonnellata, all'improvviso sopra una certa tonnellata, da quello che sta citando Velleca adesso, cioè dall'estate scorsa appunto. Scusi, prego. No, assolutamente così, a parte tutti i zig-zag legislativi che il governo ha fatto dal decreto Clinipass in poi, siamo arrivati a questo decreto che sostanzialmente ha zerato la crocieristica, dicendo una favola, raccontando una favola, quella che le navi sarebbero state spostate da un giorno all'altro a Marghera. Così non è stato, stiamo appunto attendendo adesso di poter ripartire dei terminal commerciali adibiti alle navi da crociere nei giorni di sabato e domenica, ma non c'è stato un spostamento dell'attività crocieristica da Venezia a Marghera d'Amblè. E ci chiediamo se gli artefici di quel decreto sono a conoscenza dello stallo attuale dal punto di vista imprenditoriale, ma soprattutto lavorativo della crocieristica a Venezia. Qui parliamo di madri e padri di famiglia che da 2 anni sono fermi. Esattamente. Ci chiediamo se erano consci di quello che hanno fatto, sono consci che hanno lasciato imprese e lavoratori da soli. Per cui dopo gli appelli e le comunicazioni che hanno fatto i ministri dicendo abbiamo trovato la soluzione, salvaguardando ovviamente, come era giusto fare, l'aspetto della tutela ambientale e culturale del patrimonio artistico di Venezia,
e salvaguardando i lavoratori. Questa seconda parte non è stata assolutamente portata a termine, assolutamente, non è stato fatto proprio nulla. Per cui c'è buio più totale per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione, c'è buio più totale per quanto riguarda gli indennizzi alle imprese e c'è il buio più totale anche per quanto riguarda i 10 milioni che erano stati destinati per gli ammortizzatori sociali per il 2022. Siamo nel 2022, siamo il 14 febbraio 2022 e ancora oggi deve ancora uscire il decreto attuativo che ci permetta di utilizzare ammortizzatori sociali. Incredibile. Che nel 2021 abbiamo utilizzato, come tantissime altre imprese del territorio, quelli Covid-19. Ilaria, quindi a chiusura, diciamo, il sindaco, chi è che si fa sentire a Roma? Sì, Ferdinando, io vorrei solo cercare di capire una cosa, chiarirla ai telespettatori, ma soprattutto anche a noi che poi dobbiamo riportare le informazioni. Come facciamo conciliare le affermazioni di Tomasini e Velleca quando ci dicono non c'è una programmazione, non sappiamo fondamentalmente dove sbattere la testa, con quanto dichiarato poi dall'autorità portuale, che invece sostiene che la crocieristica sta ripartendo, e soprattutto con anche delle dichiarazioni che sono state fatte dallo stesso presidente dell'autorità portuale qualche settimana fa di voler addirittura far partire la crocieristica a Chioggia. Cioè qui non si riesce a capire, perché bene se ci sono dei numeri, bene se si parla di una ripartenza, però poi concretamente abbiamo i lavoratori dall'altra parte che ci dicono che non c'è nessuna ripartenza, quindi è questo che vorrei capire. Tomasini, un flash, Chioggia è un'alternativa rapida? No, vero che io ricordi almeno, prego. Guardi, la ripresa ci sarà rispetto al 2021, per ritornare al 2019, noi non torneremo più al 2019. Perché non abbiamo gli approdi che avevamo in marittima. E comunque il problema principale è che le navi da crociera al momento non sanno quanti ormeggi avranno a disposizione e tutto quanto è ancora in alto mare. E questo crea un problema alle attività produttive che lavorano con la crocieristica in maniera disastrosa. Praticamente non sappiamo quando cominceremo e come cominceremo. Chioggia, Tomasini? Perché oggi ha un problema di infrastrutture a terra, un problema di accessibilità nautica, i fondali sono più bassi di quelli dell'entrata per Alberoni, Malamocco, insomma, voglio dire, potranno andare navi fluviali, ma non è quello. Vorrei ricordare che noi lavoravamo con le navi da 96.000 tonnellate e che adesso la ciliegina sulla torta hanno fatto il decreto legge, dopodiché la Capitaneria di Porto ha fatto un'ordinanza che limita l'entrata alle navi da 96.000 tonnellate a un vento inferiore ai 14 e 15 nodi, e questo capisce che crea ancora problemi. Noi saremo destinati a lavorare con navi medio-piccole, e da un porto crociere di serie A diventeremo un porticciolo. Certo. Allora, grazie a Vladimiro Tomasini e Antonio Velleca, grazie. Questo è un problema reale del quale forse ci si è dimenticati, quindi bisogna agire. Grazie davvero a Ilaria Marchiori della redazione di Venezia e Media Nord-Est, grazie a tutti, un saluto a chi ci ha seguito, grazie, buonanotte da Ring.